Al suo posto arriverà già lunedì prossimo direttamente da Palermo Michele La Fortezza come dirigente del compartimento Polizia Stradale del Veneto, un'occasione per il comandante uscente Pietro Luigi Saga, in quiescenza per raggiunti limiti di età rispetto al suo incarico, di fare un bilancio di questi 2 anni di servizio e dei traguardi raggiunti in questi anni in termini soprattutto di riduzione della mortalità lungo le autostrade venete. Qui mi ricordo diciamo, i primi etilometri che sono stati impiegati, parlo del 94, mi ricordo dei primi etilometri Drager di cui non si sapeva nulla, mi ricordo dei primi controlli comparati dei risultati dell'alcol ispirato con il prelievo di liquidi biologici della facoltà di tossicologia di Padova. In particolare, solo confrontando i dati del 2008 con quelli del 2009, si può notare come siano diminuiti da 38 a 14 gli incidenti mortali in autostrada, da 132 a 56 quelli nella strada ordinaria. In aumento invece le contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, 100 in più rispetto al 2008 lungo le autostrade, segno che è questa una delle sfide future che dovrà portare avanti il successore di Saga. Il 33% degli incidenti infatti è causato da utilizzo indiscriminato di alcol alla guida. Un aiuto all'attività della Postrada è venuto anche e soprattutto dalla realizzazione di molte infrastrutture, prima tra tutte quelle del passante di Mestre. In futuro arriverà anche la viabilità alternativa al passante, Portogruaro, Pordenone, Sacile, Conegliano e Mestre, e partiranno anche i lavori per la terza corsia. Adesso stanno terminando il collegamento della 28 con la 27, procedono i lavori della Valdastico inferiore, parlano di autostrada tra Nogarole Rocca e Rovigo, parlano della Romea commerciale. Sembra una fantascienza, ma tutto questo si sta verificando in questi anni. Pochi anni fa il metro di pericolosità della nostra viabilità erano i chilometri di coda che c'erano a Villabona.